Salve a tutti, vediamo ora un riassunto su come visualizzare i grafici delle funzioni inverse. Vediamo con alcuni esempi. Questo è il grafico della funzione f di x e x alla terza. Uno può disegnarlo per punti, comunque vede che viene così. Come si fa a trovare l'espressione della funzione inversa? Intanto comunque f di x sul grafico è y, intanto scriviamo y e x alla terza e per trovare l'inversa si fa questa trasformazione che scambia x con y, scambia proprio le lettere. Allora qui al posto delle lettere x chiamo y e viceversa. X è y alla terza e qui adesso dobbiamo trovare quanto è y. Facciamo sinistra e destra la radice cubica di... facciamo la radice cubica a sinistra e a destra. Qua troviamo y è uguale a radice cubica di x. E questo è il grafico di radice cubica di x. Però come si fa a visualizzare questo a partire da questo? C'è un modo molto facile. Qui ho ricopiato il grafico di x alla terza su carta trasparente e allora questa trasformazione che scambia x con y, come si può visualizzare? Che andiamo a scambiare proprio gli assi. Questa è l'asse x, questa è l'asse y. L'asse x è orizzontale verso destra, l'asse y è verticale verso l'alto. E allora noi dobbiamo fare così, perché questo era l'asse x precedente, adesso è diventato l'asse y, questo prima era l'asse y, adesso è diventato l'asse x. E come vediamo troviamo proprio questo grafico. Questa trasformazione, che così si può visualizzare facilmente, è equivalente alla riflessione attraverso la bisettrice del primo e terzo quadrante, però in quel caso mi sembra che non è tanto facile da visualizzare, invece così proprio si vede proprio il grafico. Vediamo anche con altri esempi. Qui abbiamo la funzione f di x è 2 alla x e poi qua abbiamo la funzione f di x è un mezzo alla x. Adesso hanno comunque, vi dico che hanno questa forma, a parte che è un po' più disteso, più schiacciato, hanno questa forma i grafici delle funzioni di una base a alla x con base maggiore di 1, invece hanno questa forma i grafici delle funzioni a alla x con a minore di 1 e comunque maggiore di 0. Ok, adesso vediamo f di x è 2 alla x. Come troviamo l'inversa? Allora y è 2 alla x, scambiamo le lettere, x è 2 alla y, lato sinistro e lato destro facciamo il logaritmo in base 2, logaritmo in base 2 di x e logaritmo in base 2 di 2 alla y, qui va via, logaritmo in base 2 con 2a e qui troviamo y è uguale al logaritmo in base 2 di x. E qua abbiamo appunto il grafico di questo, con quest'altro si fa allo stesso modo, solo che la base è un mezzo, esattamente gli stessi passaggi, e qui abbiamo infatti la funzione logaritmo in base a un mezzo di x. Allora vediamo, questa è la funzione 2 alla x. Facciamo questa trasformazione, scambiamo gli assi x e y e troviamo questo. Quindi il logaritmo con una base maggiore di 1 ha questa forma. E quest'altro grafico facciamo la stessa trasformazione e questa è la forma dei grafici dei logaritmi con base minore di 1. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.